Shakespeare Week, terza edizione, stiamo per partire con Giulietta Romeo for Kids. È una versione di Giulietta Romeo, ma la raccontiamo tutta, tutta quanta. Giulietta Romeo, la loro storia, qui a Verona la sappiamo, qualcuno forse l'ha vista per la prima volta, però ecco, è un vero piacere poterla raccontare, perché insomma per la prima volta qui alla Shakespeare Week raccontiamo Giulietta Romeo. Qualche istante ancora e siamo pronti per cominciare. No. Scusate un attimo. Non c'è Giulietta. No, aspetta un attimo. Poi c'è Giulietta, ho appena presentato. Non sto scherzando. Fermo al casello di Mestre. Aspetta, no, scusa, da Mestre qui ci vuole un'ora. Appunto che non possiamo aspettare un'ora. E poi vediamo perché è vero. È sempre la solita. The show must go on. Sì, come? Ci vorrebbe una Giulietta. E chi la fa? E chi le fa? La fai tu? No, tu no. La fai tu. La fai tu. Io no, cioè, per carità, potrei anche cimentarmi in questa, però mi manca, come si suol dire, il physique du role. Non sono in grado di fare Giulietta, anche perché per riuscire a fare Giulietta ci vuole quel grado di interpretazione che... Grado di interpretazione, no? Ma io non sono Giulietta, e poi, scusatemi, ho fatto Romeo! Cioè, Giulietta ha le cose che si chiamano battute, ci vuole un copione! Faccio io. No, come lo fai tu? Copiamo questo, andiamo. Sì, tu, piano. Ciao, sono Giulietta Caporetti e sono morta. No, cioè, sono viva, ma sono morta. Cioè no, sono viva per raccontarvi come sono morta, sì. Tanti anni fa, nella bella Verona, se me lo ricordo, quella domenica di luglio, la mia mamma mi disse: Mia cara Giulietta, ormai sei grande, hai quasi 14 anni ed è tempo che pensi al matrimonio. Al matrimonio? Certo, cara, il conte Pardi ha chiesto la tua mano e questa sera tuo padre e io abbiamo organizzato una grande festa. Tu parteciperai alla festa, non andrai a letto con le galline, ma vedrai il conte Pardi, se ti piacerà lo sposerai e se non ti piacerà lo sposerai lo stesso. E io, da bravo obbediente, risposi: No. sì, risposi sì per fare felici la mia mamma e il mio papà. Ma come andò quella sera? Quella sera ci fu una festa da far girare la testa. Si allestirono i banchetti, scoppiarono i mortaretti. Ah, era la sera della festa. Ai giochi addio, per sempre qui non sono più cose per te. Ai giochi addio. Ah, che bella quella festa! E c'era anche il conte Paride! Una noia mortale! Beh, bello per carità, ma non si può! E poi c'era anche quel tipo che mi ha battuto sulla spalla, io non lo conoscevo, mi sono girata, abbiamo cominciato a parlare, e uno che non avevo mai visto prima mi ha anche baciato! E dopo è andato via e io innamorata come una peracotta, sì, anche lui. Ma dov'è? Dove è andato? E chi è? Come si chiama? Sta uscendo! Ma come chi è? Quello era Bondetti. E tu sei una Gabuletti. Gabuletti e Bondetti si odiano per sempre e per sempre si diranno. Hai capito? Ma capire tu non vuoi, tu chiamali se vuoi, emozione. Ma non capisci tu, Tata, non capisci, è un miracolo, un prodigio, amare un nemico. Una cosa vuoi sapere tu, sei così piccola, tu non sai l'amore che cos'è, hai l'amore che cos'è. L'amore che cos'è? Lo sanno tutti, lo sanno tutti. L'amore è
l'amore non è amore se muta quando scopre un mutamento o tende a svanire quando l'altro si allontana. Se questo errore vi sarà provato, che io non abbia mai scritto e nessuno abbia mai amato. Dove è scritto questo? William, mi pare. Vabbè, insomma, hai capito, Tata? E ora lasciami un attimo qui sul balcone della mia cameretta. Oh, là! Chissà che ho scritto quella cosa. Sì, William. E comunque quella notte io fuori al balcone mi sono messo a fare la matta, vero? A parlare da sola. Oh Romeo, perché sei tu Romeo? Rinnega il tuo nome, riannegalo di nuovo, affogalo, soffocalo, insomma, rinuncia al tuo cognome. Come si chiamarti? Romeo Bauli? No, oppure Romeo Melicatti. Insomma, e se no, se non vuoi, te il tuo nome e ti cambio io i connotati. Ma cos'è poi un nome? Romeo, rinuncia al tuo nome che non è parte di te e prendi in cambio tutta me stessa. Un